122 i soggetti monitorati, 64 uomini e 58 donne attivi in aziende agricole e zootecniche tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Per 8 tra le sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS, tra cui PFOA, le concentrazioni sono risultate superiori addirittura a quelle monitorate tra le persone che vivono nella cosiddetta zona rossa. A metterlo nero su bianco i dati del biomonitoraggio sulle sostanze perfluoroalchiliche trasmesso alla Direzione regionale di prevenzione del Veneto. Insomma, agricoltori e allevatori sarebbero stati iperesposti. La conferma, se ce ne fosse bisogno, che il principale veicolo di inquinamento è l'acqua. A questo punto è necessario capire cosa potrà accadere. Tutti i dati ricevuti dalla Regione sono già stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Vicenza, che indaga sull'inquinamento, e al Consiglio regionale, che nei giorni scorsi ha istituito una commissione d'inchiesta. Quanto pericolose queste sostanze siano per la popolazione è ancora tutto da chiarire. L'intervento di un ente terzo, come ad esempio l'Università di Padova, che certifichi livelli e rischi, è quindi sempre più auspicabile, come proposto dalla nostra emittente. Intanto, nei prossimi giorni, i soggetti parte del campione saranno raggiunti dalle comunicazioni ufficiali delle ULSS di appartenenza, che avranno cura di sottoporli a screening periodici sulla base di tempi imposti dal piano di sorveglianza preparato dalla Regione.